si vanno a Castellane che classe sei tu? Del 33. Pertanto te hai 80 anni. 80 anni. E ora, te che hai sempre fatto nella tua vita anche al Santisaro? Sì, sempre fatta. Al Santisaro che è quello che fa, Sì, fa sul maschio. sì. Cosa dice che il dia di San Bovo non si può daria copare i maschi, no, le bestie bisogna s'allestare. S'allestare. Ma che cosa ti sei capitato un dì? Ti hai fatto sul maschio il dia di San Bovo? Sì, ho fatto sul maschio il dia di San Bovo e invece il dia di San Bovo intanto sai che di? Il 17 di Genaro. Pertanto sei Sant'Antonio quello del Porcello. Sì, vedo che era ancora in piedi, ho già ti hai occupata col corteo, no? Col corteo, sì, non viene ancora a leggere la piccola. Copà, scanà, e ho visto che resta ancora in piedi, peta uito, che ti dà un altro colpito, e ho quasi tre avviati. E sangue? E sangue neanche un giusto. Niente? Niente, neanche perché di. Cotè dai a testa manco se ho cascato il maschio. Era maschio o maschio? Una maschia. E se sta in piedi? Sì, e si è rubato col culo e basta. E dopo cosa avete fatto? Avete gli squartati? Buttaretto, broà, no? Faria cavare anche il pelo. E dopo è un portaretto e tacca. Faria anche a cavare il pelo? Sì, caro. Che in genere cote a brui, che via, niente da fare. Duro da quello, proprio che aveva la macchinetta a barba, quando stai sì, io avevo la macchinetta a barba per tirare via. A gli scortati picca sotto il portico? Sotto il portico. Tutta bianca dentro? Tutto bianco. E cosa hai tu detto? Racconta che te hai visto? Avevo detto tu che ci fai buttare in congelatore. Perché ci butta in congelatore? Per mangiare. Perché ora non te puoi fare una seccata. Non te fai sussaiati. Era ho fatto su una pacca e l'uaniche. No? Ho fatto sui musiti, che dopo gli anche buttai via perché mi contava un caso. No? E l'uaniche invece andava. E poi la carne, c'è per la vasi però la carne. E allora niente soppresse? Niente. Neanche passetta? Niente, Saonda? Saonda devi fatto per corde? Sì, già che fa uno il botto alla pancia. Diavolo, becco. E il cane che ieri è buono al mare? E sai da niente. E allora da che a volte ti non te picco pai? Basta. Picco pai bestie del dia San Bovo. Se non mi aveva occupato di vanti, e dopo non la faccio lì. Ma sai che i Becciotti che mi contava che a vigilia di San Bovo non si ganda a far fiosso e stai perché è bestia che ha da parlare tra le ore. Sì. Te lo dicevi anche a te? No, ma ho sentito mio nonno. Perché se no te diventi una soca. Sì. In quanto stando sentare al suo scagno, te diventi anche te come scagno, una soca di legno. È l'unico di che puoi parlare. E non bisogna perché tu hai di San Bovo. A San Bovo voi altri andavi in messa a benedire il SAE anche? E dopo che io davi tu da mangiare le bestie? A che ora voi altri? Verso le 8 di mezza, 9. Andavi in messa? Perché in genere su certi posti del Veronese ai due che dava il SAE, benedio, la mattina, perché dopo ai 2 dei bestie e ai 3 di far festa, una roba così. E gli altri che davi il SAE comunque. Benedico, passava comunque il prete a benedire le bestie. Anche mangia. Ma che faceva passare tutti in un dì? 2 o 3 dì io. Attaccava dai primi a Genaro. Sì, e un benedire sono e dopo gli sempre benedico. Che cosa che davi quando che passava il prete? Che davi tu degli ovi? No, ovi niente. Cosa che davi? Che davi farina. Farina bianca o rossa? O Già. Voi altri? Altri che davi degli ovi? Che dava ovi? Dipende un po' di famiglia. E il chirichetto che davi tu qualcosa? Sì. Anche al chirichetto? Cosa che davi al chirichetto? Il chirichetto, il giudesimo. Sì, quello che c'è. E ora se cambiava, il chirichetti faceva a gara a cambiarsi anche, a paschei? Certo. Come il campanaro, che veniva cerca il campanaro, no? Sì? Sì. Il campanaro veniva cosa? Da voi altri? Sì. E cosa veniva a fare? Tu su a cerca. A cerca, cioè a questo? Sì, a questo, si chiama a cerca? Sì, il sorgo, o quando è il tempo del fermento, ti devi una branca di fermento, e via 2 dell'anno. Il campanaro? Sì, il campanaro. Per conto del prete? No, per lui. Per lui? Sì. Mica che tu, sono le campane pavate, per niente.